Natale 2025, consueto appuntamento con Lodovico Antico. Lodovico, anche quest'anno ci stai stupendo con effetti speciali. L'anno scorso un presepe ispirato al Delta. Quest'anno ho creato questo presepe sulla Palestina dove Gesù nascerà a Betlemme. Qua ci sono tutte statue arabe con le palme. Se vedete, qua ci sono le palme con i datteri, con i caschi di datteri. Ecco, sei famoso anche per la cura di tutti i particolari. Esatto, sì, cerco sempre di curarlo nei particolari, nei minimi particolari, perché creare un casco creare i datteri non è facile. Qui ci ho lavorato dei mesi, 5-6 mesi ci ho lavorato, per creare appunto case, palme e tutto l'habitat, diciamo, dove si svolge qui. Questo qua sarebbe il lago di Tiberiade, dove Gesù ha camminato sopra le acque. Questo fiume qua è il Giordano, dove Gesù verrà battezzato. Fa piacere che venga la gente a vederlo dal vivo, perché il presepio va visto dal vivo, perché crea un'atmosfera meravigliosa del Natale, la festività. Venite in via Mazzini 48B, fronte Parti, e vi aspetto, venite a vederlo dal vivo. Gli orari? Dimmi un po'. Gli orari dal mattino alle 9 fino alla sera alle 7. Allora, se decidete di venire, merita, perché è veramente un'opera d'arte. E che dire, poi a Lodovico fanno piacere di più. Sì. Per me è molto gratificante che la gente venga qua a trovarmi, a vedere quest'opera di un artista. E c'hai qualcuno in famiglia che ti seguirà? Ho la nipotina che mi aiuta. Che si chiama? Elisa. Allora Elisa, mi raccomando. 13 anni, i prossimi 14 febbraio. Mi raccomando, anche tu fai delle opere d'arte così. Grazie Lodovico.